dove è andato, è partito, la prima cosa che ti viene in mente di chiedergli è: ma dove è andato? Perché implica una meta. La meta è questa Italia Nuova. L'Italia Nuova non è un fatto, diciamo, di sostantivi, no? Italia Nuova. Sembra un po' un ossimoro. Sì, esatto, sembra un po', esatto, sembra un ossimoro, ma non lo è, nel senso che è nuova anche nei fatti, è nuova solo appunto in quello che dicevo prima, perché è un partito che ti dice: guarda, non lamentarti, ma assumiti la responsabilità del cambiamento, e vuol dire che già qualcosa ti sta dicendo, perché tendenzialmente i partiti che cosa fanno? Dicono a te che ti lamenti le cose che tu ti vuoi sentir dire, per poi continuamente disattendere le tue aspettative. È un fatto psicologico, se vogliamo, no? E quindi insomma su questo una provocazione ci vuole, se vogliamo veramente cambiare, eccetera, eccetera. Su questo poi marcia molto anche l'antipolitica, perché rafforza questa cosa, è sempre colpa della casta, dei cattivi, degli altri. Invece c'è una responsabilità personale dei cittadini e l'impegno è la risposta. È reciproca, nel senso che poi appunto il cittadino proietta il politico. Allora, se tu voti un politico perché speri che lui faccia i tuoi interessi, per la legge dello specchio lui farà i suoi interessi. E quindi questo è importante da analizzare. Allora io dovrei riuscire ad avere il coraggio, come dico io, coraggio, reagire con il cuore, cioè evitare di vedere soltanto il mio tornaconto, ma vedere più lungo, no? Dare una visione, una proposta, no? Voi avete la vostra, no? E quindi una visione. Ecco, la visione oggi ce l'hanno molto pochi. Molto pochi. Poi lasciamo perdere, uno può essere d'accordo, non d'accordo, ma la visione, ecco, la visione oggi manca, perché abbiamo un grande partito come il PD che è la conservazione, quindi lo status quo, tutto rimane così com'è per sempre, in modo tale che io posso alimentarmi. Poi abbiamo dall'altra parte il blocco, no, di Berlusconi, Forza Italia, eccetera, eccetera, che si portano dietro qualcosa che suona, come dire, un po' vecchio, no? Un po' stantio, no? Un po' anche lì un tentare di tenere la banda, ecco. E poi rimane poco niente, c'è la Lega, c'è poco niente, c'è il Movimento 5 Stelle, il quale il Movimento 5 Stelle cosa fa? Raccoglie l'ira, no? Quindi raccoglie la rabbia di chi è deluso, ma che in realtà poi non è progettuale, perché quando tu sei arrabbiato non hai un progetto, sei solo arrabbiato, sei molto arrabbiato, spacchi tutto, però questa rabbia non può durare. Cioè la rabbia di per sé, proprio anche a livello psichico, è una cosa che non può durare, cioè tu non puoi spaccare la casa tutto il giorno per 365 giorni l'anno, puoi spaccare la casa, dopodiché quando l'hai spaccata ti passa la rabbia e devi cominciare a dire: va bene, qual è l'alternativa? Che cosa faccio? Ecco, se non hai l'alternativa e poi rimani intrappolato nella tua situazione. Allora l'alternativa oggi è importante, avere un programma, delle cose da dire e impegnarsi per costruirle. Ecco, il cammino del PIN è un cammino peraltro sempre diverso da tutti i piccoli partiti, e piccolo sì, però è molto diverso, perché appunto è un cammino finora anche di splendida solitudine alle volte, nel senso che non è mai stato uno di quei partiti in cui ci si infila per fare, diciamo, l'ultima lenticchia nella coalizione X o nella coalizione Y. Ci sono state delle intese su programmi, ad esempio quando ci sono state le elezioni in Regione Lombardia l'anno scorso c'è stata un'intesa anche lì non formale, ma con Roberto Maroni, ma non in cambio di posti, promesse, no, su una cosa particolare che è quella della moneta complementare. Della moneta complementare. Noi siamo stati, com'è nel nostro stile, abbiamo detto: partecipiamo alle elezioni regionali in Lombardia, in solitudine, perché bisogna raccogliere le firme erano tantissime, quasi 10.000, ne abbiamo raccolto 9.641. Terribile, ecco, terribile, vabbè. Ne mancavano qualcuna, poi c'è qualcuno voleva un po' fare piccole robe, tipo sai quelli che vendono al mercato, ci siamo astenuti, no, naturalmente abbiamo preferito poi non partecipare, ma in quella sede abbiamo mandato a tutti i candidati presidenti, no, una nostra proposta che era in relazione alle attribuzioni regionali. No, non l'avete mandata a tutti? L'abbiamo mandata a tutti. L'unico che ha risposto, no, una proposta, abbiamo detto: allora, viste le competenze regionali, visto quello che noi vorremmo, proponiamo l'introduzione della moneta complementare. Abbiamo fatto tutto un calcolo, l'IRAP, abbiamo tutto un progetto.
Ecco, l'unico che ci ha risposto è stato Maroni, poi abbiamo incontrato Salvini, eccetera, eccetera. Abbiamo detto benissimo, noi su questo abbiamo trovato grande apertura, disponibilità, non solo su quello, ma abbiamo trovato anche disponibilità ad ascoltare quello che avevamo da dire di altro, non era solo legato alla moneta complementare, e abbiamo detto va bene, noi diamo una mano e vediamo che cosa possiamo fare. E mi sembra che oggi questo progetto è uno dei progetti, esatto, certamente, anzi ci sono stia prendendo, diciamo, forma all'interno appunto della Giunta. Queste sono le cose che ci interessano, no? Perché se altrimenti cerchiamo solo quello che ci divide, divide et impera, e poi alla fine questo impera da chi viene? Viene dai grandi fondi internazionali, dalle banche e dalle corporation che utilizzano ormai gli stati come loro filiali, dove dicono tanto ci sono quelli lì, va bene, non ti preoccupare, farli litigare tra loro e noi facciamo i nostri interessi. E di qui poi la battaglia contro l'euro diventa la conseguenza di questo dato di fatto. Però io la volevo tenere dopo, perché prima ci sono un paio di cose che mi incuriosiscono personalmente del PIN e penso possano incuriosire anche a casa. Il fatto che un partito comunque che nasce e che non ha basi ideologiche nel senso novecentesco, nel senso nessunismo, e una delle cose che sono state proposte in un convegno di recente a Milano è stata l'aliquota fissa al 15%, cioè che si può fare una tassazione fissa per tutti non superiore al 15%. Non è che è una cosa che si è inventata Armando Siri, è venuto anche, te lo lascio dire a te, insomma, delle persone sì, certo. Competenti a livello internazionale a dire guardate che questa roba qua se volete la potete fare. Assolutamente sì. Noi abbiamo due grandi macro questioni. Una è la questione della sovranità monetaria e l'altra è la questione della leva fiscale. Sono le due grandi leve economiche che possono servire a riavviare, diciamo, l'economia di un paese. Sul tema della tassazione abbiamo fatto riferimento a, diciamo, quella scuola che dice che le tasse si devono pagare proporzionalmente al proprio reddito, non progressivamente. L'articolo 53 della nostra Costituzione, fatta 60 anni fa, aveva stabilito il criterio della progressività, perché all'epoca il 2% solo della popolazione aveva ricchezze sufficienti, avevamo una grande popolazione che non disponeva di ricchezze, c'era uno Stato da ricostruire, per cui un paese sotto la guerra, ecco. Per cui in quel momento poteva anche essere giusto. Oggi che siamo riusciti, dopo tanti sacrifici, ad uniformare bene o male la redditualità, quindi creando il ceto medio, che adesso stiamo chiaramente poi smontando, eccetera, con le politiche di austerity dell'Unione Europea. Ecco, di fronte a questa situazione abbiamo detto, ma perché oggi ho la sensazione che quell'articolo 53 suoni come io più mi impegno, più lavoro, più cerco di fare per me, per la mia famiglia, faccio i sacrifici, eccetera, e più lo Stato mi punisce? Perché risulta così. Uno potrebbe dire, beh, ma questa è una cosa che fa piacere solo agli imprenditori, ai liberi professionisti, ma per niente. Questo è una cosa che riguarda sia i pensionati che tutti i dipendenti, perché provate voi a fare lo straordinario, perché volete aiutare, non so, la figlia perché deve pagare l'assicurazione questo mese, cioè, se tu passi lo scaglione, tu immediatamente stai già pagando di più. Il sistema nostro è complicatissimo, 5 aliquote progressive a scaglioni, nessuno sa come funzioni, per cui dice vabbè dovrò dare qualcosa, ma io mi accorgo che do sempre di più, che finisce in un buco nero che poi non mi ritorna indietro come servizi, il famoso welfare, ma crea continuamente una richiesta. Allora noi diciamo, si può oggi applicare un'aliquota sui redditi, stiamo parlando soltanto delle imposte dirette. No, oggi lo Stato incassa dalle imposte dirette 161 miliardi di euro. Sulle imposte dirette noi possiamo applicare un'unica aliquota uguale per tutti, che non vuol dire che tutti pagano uguale, pagano in proporzione. Se tu guadagni 10 pagherai 1.500, se tu guadagni 100 pagherai 15.000. Ci siamo? Ecco. Quindi questa aliquota che cos'è che serve? Serve anzitutto per poter far sì che quelle risorse rimangano a disposizione dell'economia, perché se tu hai più soldini in tasca cosa fai? Consumi di più. Da una parte consumi di più, dall'altra risparmi di più. Che cosa vuol dire? Che stai mettendo in opera due elementi fondamentali per l'economia di un paese, da una parte i risparmi, dall'altra i consumi. In questo momento invece questo non è possibile, perché i soldi vengono tutti presi, diciamo, dalle imposte tributarie. Ora, com'è possibile? Qualcuno ci ascolta e dice sì, vabbè, è arrivato questo, ha scoperto l'acqua calda, il 15%, magari. Ecco, lasciando perdere le implicazioni psichiche del magari, perché quando tu dici a qualcuno che può stare meglio, quello è sempre in sospetto, no? Magari, no, soprattutto se ti dico che puoi stare
peggio, bene, è come quando incontri qualcuno, come va? Bene, bene, dopo un po' non ti salutano più. Se invece dici come va? Male, male. Allora dici, bene. L'elettore italiano da questo punto di vista è stato addestrato per anni. Allora, noi abbiamo chiamato Alvin Rabushka, che è ordinario della facoltà di Stanford negli Stati Uniti. Ecco, Stanford negli Stati Uniti. Mica, con tutto il rispetto, pizzichettone. No. E tra l'altro lui è il padre di tutti lui è il padre della flat tax di tutti i 58 paesi al mondo che oggi adottano questo sistema. 58 paesi che lo fanno già. Certo, e crescono, le loro economie crescono, perché è chiaro, perché cosa succede? Ripeto, tu introiti tu Stato attraverso il consumo, non attraverso l'imposizione diretta. Quindi noi abbiamo detto, perché tu Stato ti devi nutrire del mio lavoro, dei miei sacrifici? Al massimo dammi la possibilità di avere più disponibilità e poi attraverso le imposte indirette potrai incassare di più. Intanto anche l'IVA la alzano, perché loro prendono comunque questa idea, dicono, vero, si potrebbe anche tassare di più l'indiretto. E facendo così cosa fanno? Non fanno altro che comprimere, però. Perché se le due leve non le puoi usare insieme. È questo che è il problema. Se tu usi le due leve insieme, affossi tutto, cioè stai uccidendo il paese. È come se stringessi una mano al collo e non facessi più circolare il sangue. E cioè il flusso monetario, il flusso è il sangue di un'economia, e tu lo blocchi in quel modo. Allora, Rabushka è venuto e ha detto, benissimo, il progetto che avete presentato, ne ho parlato anche appunto con Salvini, con voi, ho detto facciamolo eventualmente insieme, portiamolo avanti, è una battaglia importante questo, perché è una battaglia per le piccole e medie imprese, per la nostra economia, per i nostri pensionati, per le famiglie, è una cosa che riguarda tutti. Allora, abbiamo fatto i conti non solo tornano, ma ci sarebbe un incasso maggiore, perché non dimentichiamoci che noi abbiamo 400 miliardi di sommerso, dati Istat, 400 miliardi di sommerso, il quale sommerso è costituito per la maggior parte non da quelli che portano i soldi in Svizzera, i grandi, i ricconi, eccetera, ma è costituito da tutte quelle piccole realtà che se dovessero, diciamo, emergere, sarebbero talmente tanto vessate che non avrebbe senso. Tu immagina, sicuramente le persone a casa avranno una persona che se la cava, no? Un po' in nero, un po' fa un lavoretto, un po', no? E tutti un po', siamo al momento, così dobbiamo dirlo, no? Certo. Io non ho problemi a fare morale. Ma per forza, io non accetto quelli che fanno la morale oggi sul tema fiscale, perché non c'è una morale, oggi siamo tutti alla stregua, siamo tutti nella stessa situazione, per cui cercano di cavarsela. Tutto questo cercare di cavarsela ammonta sui 400 miliardi intorno ai 260-280 miliardi di euro. Allora, se io potessi avere una tassazione più equa, io non avrei più convenienza a dire no, non dichiaro, rischiando magari, ma potrei essere uno regolare come tutti, perché in fondo il 15 lo potrei tranquillamente dare perché lo ritengo giusto, insomma è un'aliquota che si può pagare. Abbiamo fatto i conti, abbiamo visto che non solo incasseremmo molto di più, ma avremmo la possibilità, attraverso la leva delle imposte indirette, di rigenerare consumo, di aumentare il gettito appunto dell'IVA, delle imposte indirette, e quindi di poter abbassare anche quello. Però io ho un sospetto, che non è che quelli che ci governano sono stupidi e non lo capiscono. Io temo che il modello economico che avevamo, e avevamo soprattutto al nord ma non solo, cioè un modello di piccole e medie imprese, poi creava una società di gente generalmente più libera, perché tu sei abituato a lavorare in una cosa dove sì c'è il padrone, ma siamo in 15, quindi al padrone gli do del tu, se facciamo la notte la fa anche lui, e c'è un altro modello, un altro rapporto con l'autorità. Se io tolgo e distruggo in maniera sistematica le piccole e medie imprese e le sostituisco, che ne so, col McDonald's, che adesso in Italia assume 20.000 persone, con altre multinazionali, con tutti questi uffici in cui, adesso io non so, quando vedo la gente in metropolitana a Milano al mattino, ma tutti faranno qualcosa di utile, a volte me lo chiedo io stesso, per carità, però nel senso chiaramente c'è un modello molto più autoritario, che è quello della grande azienda, che crea quindi un modello politico dove sei anche solo, psicologicamente più abituato che c'è un capo e tu non devi rompere le balle. E questo può andare bene in una gerarchia funzionale, ma in una democrazia no. E in secondo luogo è chiaro che i partiti che sostengono questo modello hanno anche tutto il vantaggio economico mediatico per condizionare l'opinione pubblica un po' dove vogliono. Questo non so quanto durerà, ma al momento mi sembra una fotografia che a me viene abbastanza chiara, ecco, dal mio punto di vista. Tu come la vedi? Sì, assolutamente sì, coincide con le indicazioni del momento,
Le indicazioni del momento sono: noi dobbiamo avere una gran massa di persone che non pensa ma consuma. Perché se tu entri all'interno di quel meccanismo, tu sei portato a non pensare. Come funziona la grande azienda? La filiera non ti chiede di pensare nulla. La filiera ti chiede di fare quel piccolo, la famosa catena di montaggio di Chaplin, ti chiede di fare quel pezzettino. Oggi è sempre di più così, e non solo per i dipendenti della grande industria, ma è così in generale per tutti, perché il pensiero è nemico del consumo e del dominio. Quindi meno pensi e più tu sei prono. Non solo, io ti metto nella condizione di crearti dei bisogni, i quali bisogni per te diventano primari, perché devono sopperire il problema dell'ego, no? E quindi il problema della vanità. Quindi chi sono io se non ho la maglietta firmata? Chi sono io se non faccio questo? Chi sono io se non faccio quell'altro? Per cui mi protende ad abbassare la testa sempre di più, chiedendo sempre meno per me, inteso come essere umano, per poter sopperire alle richieste che il mercato fa. Quindi pensa come è veramente diabolico questo meccanismo, è veramente diabolico. E sicuramente di tutto questo ingranaggio l'euro ha una parte molto importante, no? E ne parleremo tra pochissimi minuti. Intanto fatevi un po' di testacollo con la nostra musica di Radio Padania. Il vostro SMS, ad esempio, ci scrive il Bordo, che ormai sapete bene di chi sto parlando, che dice: se uno guadagna 10 e togli 2 magari non riesce a pagare l'affitto, se uno che guadagna 100 togli 20 ha meno difficoltà. Deve essere progressiva.
Beh, ma questo parte dall'idea che si dà per scontato che uno debba guadagnare, diciamo, meno di quanto merita, perché ci siamo dimenticati di dire, perché il contesto dovrebbe essere approfondito, che la riforma porta con sé la stabilizzazione dello stipendio, quindi lo stipendio è tutti, siccome viene dato all'ordo, non più al netto nella nostra riforma, lo stipendio per tutti 19.500 euro lordo per tutti, lordo per tutti. Uno dice, ma come una cosa? No, perché basta andare a vedere le tabelle e accorgersi sui dati Istat, no, e vedere qual è la proporzione. Quindi noi con 19.500 euro per tutti, parlo dello stipendio, possiamo garantire che i 3.000 euro che verrebbero fuori dell'imposta danno un resto che rimane in tasca al cittadino molto superiore che quello che rimane attuale. Poi se a qualcuno interessa andare a vedere nello specifico, visto sul vostro sito c'è un libretto di 20 pagine che spiega tutti i contorni. Certo, perché voglio dire, la materia fiscale, ripeto, è una materia che bisogna entrarci nel merito. Poi uno non deve sempre vedere, no, le cose per il peggio in assoluto. Noi dobbiamo cercare di ottenere il meglio in assoluto, non il peggio. Infatti io penso che una delle cose che avvicina la Lega Nord per l'indipendenza della Padania al partito Italia Nuova è il coraggio di pensare delle realtà che sono possibili ma che sono assolutamente estranee al mainstream, no? È quella cosa con cui ci siamo scontrati quando anche da questi microfoni abbiamo iniziato a lanciare la campagna Basta Euro, e prima ci hanno ignorato, poi ci hanno ridicolizzato, adesso siamo alla diffamazione perché tutti i Borghi Aquilini, Bagnai vengono dossierati come se fossero dei pericolosi, diciamo, criminali internazionali sulla peggior stampa di regime, e il 25 vedremo invece cosa dice la gente di questa cosa. La battaglia sull'euro poi è la battaglia su cui da strade diverse si arriva a convergere. Qual è stata la strada del PIN? Ma la strada del PIN è stata immediatamente quella di intanto informare sul tema della moneta unica, perché la gran parte dei cittadini italiani, ma non solo italiani, anche europei, erano molto poco informati sul protocollo che ha, diciamo, inserito la moneta unica nelle nostre economie, e quindi verificare come stavano le cose, il meccanismo che è alla base, cioè una banca centrale privata, perché dobbiamo dire una banca centrale privata che ha la potestà di dare la moneta agli stati, no? Comprando i titoli di Stato, quindi prendendo sul mercato primario, prendendo quindi titoli del debito, dando la moneta e poi nell'eventualità speculare sul mercato secondario, così come è stato fatto con lo spread, quando abbiamo avuto lo spread molto alto che ha portato poi alla dimissione del governo Berlusconi. Quindi questo era un dato, voglio dire, incontrovertibile. Noi che ci siamo occupati, se tu vuoi fare politica devi sapere qual è il contesto, dove stai, come funzionano, come sono le regole, cos'è il trattato di Maastricht, cos'è il trattato di Lisbona, quali sono i protocolli applicativi, qual è il fiscal compact. Pensa che noi siamo andati nel 2012 a luglio, quando fu votato il pareggio di bilancio, il fiscal compact, il MES, Meccanismo Europeo di Stabilità, siamo andati davanti alla Camera, un gruppo di 100-200 persone a manifestare no MES, e davamo a tutti i parlamentari un volantino con scritto: ma tu sai cosa stai votando? E c'era il totale, no, ma ce lo chiede l'Europa. Sì, ma tu hai capito cos'è? Me l'ha detto il capogruppo. Ma hai capito cos'è questa cosa o no? Cos'è il Meccanismo Europeo di Stabilità, il Fondo Salva Stati, che poi è un fondo affossa Stati? E non c'è l'informazione. Adesso comincia a circolare. Perché comincia a circolare? Perché, come hai detto tu, c'è qualcuno, no, un avanguardista, c'è qualcuno che un po' dalla radio, un po' come facciamo noi attraverso tutti i nostri spazi PIN nel territorio, gruppi di persone che non arrivano da nessuna ideologia, si cominciano a mettere insieme e cominciano a osare, no, nel dire qualcosa che sembra, oddio, impossibile. Esattamente come abbiamo detto per il sistema fiscale, oddio, no, ma allora c'è l'ingiustizia. La stessa cosa con l'euro, ma no, allora se usciamo dall'euro, allora poi cosa faremo? Fino a che piano piano, perché fortunatamente conserviamo tutti gli individui, tutti i cittadini conservano poi quel lato di se stessi che deve essere, no, l'autosopravvivenza, no, deve essere anche l'evoluzione porta sempre al miglioramento. Poi scatta quel meccanismo che poi finalmente ti illumina
e cominci a vedere come stanno le cose, cominci a vedere che quello che ti danno da mangiare in TV è soltanto cibo per batterie di galline o tacchini, se vogliamo parlare di Popper, però ti rendi conto che allora a quel punto tu hai una possibilità, puoi andarti a cercare le informazioni sui siti liberi, puoi andare a venire a qualche dibattito, cioè cominciare ad andare nei siti ufficiali, perché poi tutto questo è tutto scritto nei siti ufficiali, è un po' come la Bibbia, sì, che poi dicono, è tutto scritto, nessuno l'ha letto. Scusa Armando, perché poi dicono è dietrologia, poi in realtà tu li trovi sui siti ufficiali, certo, non è dietrologia. Assolutamente, e non è scritto niente, cioè non è dietrologia nulla, è scritto nei siti ufficiali, cioè come funziona la BCE, quali sono gli azionisti della BCE, quali sono gli azionisti della Banca d'Italia, come funziona la moneta, come funziona il Trattato di Lisbona, come funzionano i protocolli d'intesa, come funziona il MES, è tutto scritto. Cioè se c'è scritto che il MES è un meccanismo immune, che è autonomo, indipendente, che non rende a nessuna giurisdizione conto di quello che fa, è scritto. Non è che me lo sono inventato io, se l'ho inventato Aquilini, sì. O se l'ha inventato Salvini, o se l'ha inventato... È scritto, esatto. È scritto lì, basta andare a leggerlo. E quindi, di fronte alle cose evidenti, poi c'è una paura, no? Perché poi mi rendo conto che è proprio la sensazione dell'uomo, no? Nel senso, avere paura di, come dire, di conoscere la verità. Questo è un po' atavico, no? Come fatto. Quando io, poi c'è anche una distanza siderale, no? Rispetto a un politico italiano che comunque era qualcosa che era domestica come figura. Adesso io penso anche che tutte quelle sottoculture a cui noi diamo anche spazio a Radio Padania nella trasmissione Padania Misteriosa, quando parlano degli alieni che in realtà sono i rettiliani che comandano la Terra, io non lo so, ma credo che sia proprio una cosa interessante da capire, come c'è stato un meccanismo per cui il potere è talmente lontano che io mi immagino che siano addirittura gli alieni. Guarda, io su questo ci sono bellissime teorie e anche bellissimi libri da leggere anche in lingua, nel senso che se uno volesse cimentarsi un po' con l'ebraico antico andrebbe a vedere un po' quello che Beglino ha già fatto, e anche lì è tutto scritto in realtà, no? Però ecco, qua entriamo in campi, in campi complicati. Esatto, che lasciamo ad Alfredo Lissoni che dopo le elezioni tornerà ad allietarci. E su questo invece basta anche, io di recente ho scritto un libro che presento il 21, mercoledì 21, si chiama Eurocrazia. Ecco, basta partire dalla rivoluzione francese. La rivoluzione francese è stata un grande inganno, no? Perché praticamente lì il regolamento di conti era tra l'alta borghesia finanziaria dell'epoca che finanziava le monarchie per le guerre, no? E che però non poteva entrare nelle leve del potere, era esclusa, no? E grazie a un rapporto con alcuni della corte che volevano disfarsi del re, sono riusciti a creare le condizioni per la rivoluzione francese. Non è una roba nata dal popolo. Il popolo di Parigi, gli agricoltori di Parigi, i contadini, quando sono andati a Versailles, cos'è che hanno chiesto? Le pain, dateci il pane. Mai nella vita si erano sognati di chiedere democrazia, libertà, fraternità e tantomeno di ammazzare il re. Cioè, quindi proprio questo dobbiamo ricordare, cioè tutto quello che avviene. Il popolo è solo usato, è solo uno strumento per giungere a dei risultati, esattamente come la rivoluzione francese. Cosa è successo? Hanno tagliato la testa al re, hanno detto idealmente adesso la corona l'avete voi, no? Siete sovrani, cittadini sovrani, che non vuol dire niente, perché a un certo punto, io dico sempre, c'era uno preoccupato a corte che dice a uno dei conti, dice ma adesso questi qua gli hanno preso la corona in testa, cosa faremo? Hai visto, sono anche violenti, questi qua, e poi ci fanno fuori, come possiamo fare? Seppure sono diventati re, e lui gli dice ma guarda, non ti preoccupare, stai tranquillo, perché François, non ti devi preoccupare, questi sono sempre i soliti bifolchi che sono venuti a Versailles a chiedere il pane, poi siamo noi che tiriamo le fila. Al massimo quello che può succedere, siccome credono, no, di essere re, è che poi la testa se la tagliano tra di loro. Vai sereno che noi continuiamo a fare le nostre cose. E così è andato. Cioè i grandi processi anche ideologici del Novecento, le battaglie, eccetera, sono sempre stati, il popolo è sempre stato uno strumento, va bene? Quindi non parlo di questioni sociali, le questioni sociali sono un'altra questione, delle questioni sociali non gli frega niente a nessuno, parlo di questioni economiche, quindi come si sviluppa un paese, la propria economia. Abbiamo smontato tutta l'economia di Stato, perché erano carrozzoni, perché non andava, perché era la cosa. Allora, non è che l'economia di Stato, così come il debito pubblico, sono per forza condizioni di negatività. Gli strumenti devi vedere come li utilizzi. Allora, uno strumento, un coltello, una forchetta di per sé,
no, come un coltello, non è che di per sé è negativo, posso tagliarci la fettina di carne oppure posso dartelo in pancia, cioè non è che il coltello di per sé è pericoloso, è come tu lo usi che può essere utile o dannoso. Allora noi abbiamo liquidato un intero settore, che è il settore della grande industria italiana, che probabilmente non si voleva che questo paese avesse. Tant'è che nel dopoguerra dicevano questi qua pizza e mandolino, al massimo quello che faranno, fanno le cosine povere, no? Perché poi l'Italia viene relegata come paese che fa le cose povere, no? Quindi trasformazione, tutto questo, dice vabbè, quindi non danno fastidio a nessuno. Quando hanno cominciato a vedere che entravamo nell'energia, entravamo nell'acciaieria, entravamo nella cantieristica navale, avevamo la meccanica di precisione, esportavamo le macchine per tagliare il legno negli Stati Uniti ed eravamo i migliori dei tedeschi, eccetera, eccetera, hanno detto, ma questi non erano mica pizza e mandolino. Questi hanno costruito un paese pazzesco, hanno anche i porti, hanno lo sbocco sul mare, hanno tutta una serie di caratteristiche e questi sono diventati la potenza economica mondiale. Bisogna cominciare a smontare. Tra l'altro c'è della ciccia da prendere qui, no? Quindi tutto il risparmio privato, le patrimonializzazioni e piano piano, grazie alla complicità, lo dico, del popolo italiano, no? Perché viene mosso contro qualcuno per fare altro, ci hanno portato via tutto. Cioè la gran parte, adesso tutto il tema Fincantieri, eccetera, è tutto lì pronto, Ansaldo, tutto lì pronto per essere portato via pezzi, a pochi spiccioli, con pochi spiccioli portano via tutto, creato lo scandalo, l'opinione pubblica, eccetera, loro arrivano e fanno i salvatori della patria. Loro chi? Fondi internazionali. Cos'è il fondo BlackRock? Andiamo a vedere, no? Uno va su internet, adesso abbiamo tutti internet a casa, andate a vedere. Allora, i fondi internazionali vengono in Italia, i fondi internazionali non sono altro che gruppi di persone che hanno in mano il patrimonio mondiale e che muovono i paesi come nel risico. Quando Soros nel 92 fece la famosa svalutazione della lira, no? E quindi utilizzò, diciamo, quelle vendite allo scoperto. Anche queste storie qua, dobbiamo saperlo. Dice, ma poi hanno fatto crollare la lira, cioè, questi qua vanno in banca e dicono, vabbè, guarda, io ho 10, vorrei 10 miliardi, prestameli per 15 giorni, che io poi se ci guadagno ti do indietro dei soldi. Per cui tu muovi 10 miliardi di titoli, avendo 10, e hai messo in ginocchio un paese. È legale questo? È possibile? È accettabile? Eppure sembra che sia così, perché per loro signori tutto è permesso. Ecco, una volta usciti dall'euro, prima di tutto c'è un attimo di sospensione quando si dice questa frase. Una volta usciti dall'euro c'è un attimo di silenzio. Ma che tipo di meccanismo invece si può installare? Cioè tutto questo secondo te crolla una volta che si esce dall'euro? Allora, intanto come lo immagini? Una cosa di colpo oppure secondo te ci vorranno dei passaggi? E se sì, quali? Io intanto ho il sospetto che se usciremo dall'euro sarà chi l'ha creato che lo farà saltare. Perché l'economia funziona up and down, cioè io butto una cosa, la faccio crescere fino al massimo livello, poi boom, come una bolla la faccio esplodere, perché funziona così la speculazione, per cui io dubito, no? Ho questo dubbio, che siano proprio chi ha creato questo meccanismo poi a un certo punto a farlo saltare, no? Quindi ho detto la Germania ha creato l'euro, la Germania farà saltare l'euro, vedremo con quali scuse, in che modo, eccetera. Però noi non dobbiamo avere paura di uscire dall'euro, nel senso, mi dicono, ma cosa facciamo, quanto varrà la lira, ci sarà la perdita? Allora, intanto, la prima cosa che tutti gli italiani, compresi quelli che ci ascoltano, dovrebbero andare a verificare è un fatto patrimoniale, non economico, finanziario, patrimoniale. La mia casa, sacrifici, il mutuo, quanto vale oggi? Vale il 30% in meno di quello che valeva 10 anni fa. Quando va bene. Sì, cerco di essere sempre molto positivo. No, ecco, di non fare l'esagerato. Sì. Ecco, semplice. No, allora dico, quello è un dato, non è fantasia, non è la svalutazione, che poi quando si parla di svalutazione bisognerebbe capire cosa vuol dire, perché non è che se usciamo dall'euro la moneta viene svalutata, se esci dall'euro la moneta sarà 1-1, una lira un euro, poi semmai sarà l'autorità del tesoro italiano, l'autorità monetaria italiana a decidere un'eventuale svalutazione per un fatto legato all'economia, perché la svalutazione a cosa serve se non uno strumento di mercato? È una leva finanziaria del mercato. Cioè la svalutazione non è di per sé negativa, così come l'inflazione, no? Quando mi dicono l'inflazione se sale una cosa, sì, ma l'inflazione se sale oltre certi livelli può essere molto negativa, è come la febbre, se ti viene la febbre a 44,
sei stecchito. Ma il problema non è la febbre. No, se il ho la punto, febbre a 44 ho un'altra malattia che mi fa venire la non febbre. solo, ma prova a vedere se riesci ad avere la febbre a 34. Muori ugualmente. Quindi l'inflazione e la deflazione sono la stessa identica cosa. Noi oggi viviamo in un paese, in un sistema fortemente deflattivo. Cioè noi abbiamo una situazione di ristagno del mercato che è veramente tanto pericoloso quanto Deflattivo, avere... scusa, perché io poi sono di un'ignoranza pazzesca. Deflattivo vuol dire ci sono pochi soldi materialmente in giro. È questo. Esatto, deflattivo cosa vuol dire? Che c'è tanta offerta, poca domanda. Cioè nel senso, noi in questo momento abbiamo, come il sangue dicevano, abbiamo meno sangue che circola di quello che il nostro corpo avrebbe bisogno per stare in vita, cioè per il sistema vitale. Allora se tu hai un piede dove non arriva più sangue, quel piede dopo un po' cosa va? In cancrena. Sì. Ok? Allora, è la stessa identica cosa, si sta tenendo il paese in una condizione perché? Perché se tu tieni così, se il tuo piede comincia a fare male, io lo posso comprare con poco, giusto perché tu te ne vuoi disfare, o mi sbaglio? Certo. Ecco, allora funziona così. Il paese, l'Italia in particolare, che è un'Italia dove c'è stato sempre un forte risparmio, una grande patrimonializzazione, un certo tipo di caratteristiche di impresa piccola e media, eccetera, eccetera, deve essere in qualche modo, no, è uno dei bocconi ghiotti, no? Forse è il più ghiotto. È il più ghiotto in assoluto, perché è anche più accessibile. Noi abbiamo un'opinione pubblica molto malleabile, no? Dici in Italia, ma non ti preoccupare, fai uscire quei 2 o 3 articoli su quel politico che poi tutti ci vengono dietro, non è un problema. Cioè, sembra perché non abbiamo, come scrivo nel mio libro, non c'è il sentimento, non c'è un sentimento di appartenenza. Lascia perdere che sia padano, italiano, lombardo. No, non c'è il sentimento di appartenenza, no? Perché alla fine se siamo forti sul mercato dell'acciaio, non è che è un problema solo dei lombardi, no? Cioè, vuol dire, se a Taranto ci fosse una roba che funziona e siamo forti nel mercato dell'acciaio, questo conviene anche ai lombardi. Sì, no? certo, Quindi, in questo momento siamo tutti insieme. In questo momento, cioè, questa roba va tenuta in considerazione. Allora, se io attacco, no, i vari punti vitali del paese, è chiaro che il paese va in crash. Ed è quello che sta succedendo, perché anche la regione Lombardia, così come il Veneto, come notoriamente le regioni del nord, stanno soffrendo tantissimo di questo. Si salvano quelli che esportano, ma quelli che esportano quanti sono rispetto alla nostra quelli che riescono a fare quell'oggettino di lusso che sanno fare solo loro, però non riesce a tenere in piedi un'economia con quelli che sanno fare l'oggettino di lusso innovativo che sanno fare solo loro. L'economia la tieni anche con i numeri, con la grande trasformazione, con l'industria. Certo, non solo perché l'oggettino di lusso che fai, tu sei solo un terzista. Sì, infatti. Perché domani passa di moda e te lo fanno a Singapore un altro oggettino diverso che lo fanno solo loro. Esatto, non solo. Poi il brand forte, cioè il famoso il brand, cioè quello che fa, no, il mercato, la firma è stata acquisita. Guarda la moda è rimasti pochi in Armani, Dolce & Gabbana, il resto è tutto straniero. Tutto preso dalle VMH, tutto preso da gruppi stranieri, per cui anche quelle firme, diciamo, quei nomi forti che fanno del Made in Italy un volano economico sono andati anche quelli, con pochi spiccioli, perché poi fai le multe, no? Allora arriva Equitalia, ti fa pagare 500 milioni di multe, e uno dice, ma perché devo stare qua? Perché devo stare in un paese, a dare lavoro a un paese e produrre in un paese dove ho uno Stato che continua a vessarmi? Cioè, lì avanti, me ne danno per andare, allora quasi quasi vado là. E ecco perché poi c'è la terziarizzazione, c'è la delocalizzazione, cioè perché noi non sappiamo difendere la nostra economia, la nostra industria. Tu dici, ma il governo lo sanno? Certo che lo sanno, ma loro sono al servizio. Cioè, questi qui, Renzi, Letta, tutti questi qua, tranne Berlusconi, perché Berlusconi è uno di quelli che poi è indomabile, no? Non è affidabile, si fa gli affari suoi, un po' dice sì, un po' dice no, per cui sai, è di quelli che è un po' così. Ma tutti gli altri sono a libro paga, cioè tutti gli altri sono al servizio, magari ci credono anche idealmente, io non voglio dire, ma sono al servizio di un meccanismo, sono un po' dei maggiordomi. Quindi arriva da Bruxelles, dobbiamo adeguarci all'Europa, dobbiamo fare quello che ci chiede l'Europa, la Merkel ha detto, ma chi se ne frega che la Merkel ha detto? Mi sembra Obama che quando ce l'ha con i russi dice, ma il mondo contro la Russia, ma quale mondo? Sei tu. Il mondo chi? Scusa, ma quale mondo? Il mondo è fatto di tanti paesi, di tante realtà, di tante nazioni. Ecco, abbiamo questa assurdità, un po' perché poi in Italia paghiamo
il fatto che molte persone non si documentano, non si informano, abbiamo una grande platea di anziani che per forza di cose si becca la televisione di regime e quindi sai, quello è e quello ascolta, l'ha detto la televisione e quindi sarà così. Molte persone che sono talmente nauseate che si allontanano non capendo che non votando, cioè non dando la loro preferenza, che poi non la daranno a quello perfetto, perché non c'è uno perfetto, ma non dando la loro preferenza, almeno tentando un cambiamento, non stanno a fare altro che ad agevolare quello che già c'è, perché poi è chiaro che funziona così. E anche la rabbia non paga. Cioè io che spesso ho incontrato i ragazzi del Movimento 5 Stelle che sono pure persone che poi no, tra l'altro siamo noi, siamo insomma, noi del PIN un po' meno conosciuti, la Lega, il Movimento 5, quelli un po' diciamo fuori dal coro, ecco. Ci si vede, si dico ragazzi, ma allora come mai Grillo dice questo e poi quando è ora di fare certe cose voi in Parlamento vi fermate? Perché io sono andato a vedere un po' l'attività dei nostri parlamentari, no? Perché questo bisogna dirlo. Mozioni di sfiducia presentate solo alla Camera, magari non al Senato. Non solo, ma uno dei casi eclatanti fu il tema del passaggio della rivalutazione delle quote di Banca d'Italia. I vostri ascoltatori sicuramente sanno di cosa sto parlando, no? Il governo Letta ha regalato 7,5 miliardi di euro alle banche private, che sono le azioniste della Banca d'Italia, con la rivalutazione delle quote prendendo e attingendo dalle riserve. Quindi la nostra banca nazionale, che è di fatto di proprietà di banche private, aveva una riserva, il cosiddetto tesoretto di Banca Italia, va bene, che consiste in circa 112 miliardi di euro. Questi soldi, di questi qua, 7 miliardi e mezzo li hanno regalati alle banche tramite la rivalutazione delle loro quote. Quindi là se le sono prese, se le sono iscritte nei loro bilanci, prendendole da noi. Cioè, allora, tutto questo come l'hanno fatto? Per giustificare il fatto che avrebbero tolto una parte dell'IMU, che era neanche 1 miliardo, perché erano 900 milioni. Ma la stessa cosa si poteva tranquillamente fare, no? Se le banche fossero state pubbliche, tu facevi il passaggio dalla Banca d'Italia alle banche pubbliche, prendeva le quote il Ministero del Tesoro, su quelle quote pagavi la stessa quota di tasse, e quindi avresti preso i soldi che ti servivano dell'IMU, ma avresti tenuto le quote in capo al referente pubblico, cioè al Ministero del Tesoro. Invece no, è stato celato il fatto dell'IMU, in realtà si voleva regalare alle banche i soldi. Quindi questo meccanismo è un meccanismo che bisogna conoscerlo, bisogna sapere come funziona, perché altrimenti perdiamo di vista anche i nostri interessi. Allora io mi rendo conto, quando dico al Movimento 5 Stelle, scusate, perché il casino, scusatemi il francese, ma non lo avete fatto in Senato, dove avreste avuto la possibilità, perché in Senato i numeri sono molto più bassi per la maggioranza, lì avreste potuto veramente riuscire a far saltare il decreto. Invece l'avete fatto alla Camera, dove non c'era speranza. Allora mi dovete dare una risposta su questo. Ecco, che non è un atto d'accusa così vuoto, tanto per fare demagogia o propaganda. Data, ora non e c'è luogo. risposta, non c'è risposta, perché non avete fatto quello che avete fatto alla Camera in Senato, dove c'era la possibilità di riuscire a far saltare. Sì, questa è una cosa che spesso vediamo in tante cose che ci vengono riferite ai parlamentari a Roma. Allora Armando, prendiamo questi ultimi 5 minuti per parlare del tuo libro. Si presenta il 21 maggio, dove? Sì, si presenta allo Spazio Pin di Milano, Viale Montesanto 5, alle 19:30, parteciperà anche Monia Benini, Diego Fusaro, un po' di altri amici. Ed si chiama Eurocrazia, insomma è un libro programmatico. È un libro, allora c'è un libro dove c'è, così in linguaggio molto semplice, viene spiegato, c'è una fotografia della situazione attuale, quindi com'è l'euro, come funziona, quali sono i meccanismi, come funziona il potere, eccetera, all'interno dell'Unione Europea e in relazione all'Italia. Poi c'è una parte storica, perché è importante il contesto storico, come mai siamo arrivati si qua? Parla dell'unità d'Italia, ci sarebbe un capitolo che sicuramente interessa anche i padani su questo, perché parlo dell'unità d'Italia, perché anche lì fu fatta la stessa cosa, lo stesso giochino. I napoletani pensavano che arrivasse a salvarli Vittorio Emanuele, poi si sono accorti che le cose non stavano così. E quindi la stessa cosa si fa con l'Europa. E poi c'è tutto un capitolo che riguarda appunto la dismissione della grande industria, quindi come è avvenuta, chi l'ha fatta, quanto ci ha guadagnato, perché tutte queste dismissioni poi hanno degli advisor, quindi delle società che poi guadagnano, no? E sono stati guadagnati svariati miliardi da questi qua, che sono sempre gli stessi.
E poi c'è una parte che è dedicata al cigno nero, che è questa teoria, no? Il cigno nero è una teoria che dice che tu credi che tutti i cigni siano bianchi e ti uniformi a quella teoria. Se scopri il cigno nero, tutta quella teoria cade e quindi possiamo uscire dall'euro senza paura. Allora, amici a casa, guardate nei laghetti delle vostre città, perché se vedete un cigno nero, allora è un buon presagio per il nostro futuro, quantomeno quello economico. Facciamo partire la nostra gloriosa sigla in francese, perché speriamo che i francesi dicano Le Pen anche stavolta. Come sai, noi siamo gemellati con il Front National in Francia. Io ringrazio Armando Siri, spero che sia presto nostro ospite un'altra volta, così riusciamo a parlare di tanti punti che abbiamo toccato nello specifico. Io una domanda secca però ti faccio. Io di economia ci capisco poco, l'avrei capito dall'occhio a palla che ogni tanto facevo, però da casa non ho capito. Io ho capito della Banca Centrale Europea che noi siamo ostaggio di una tipografia. Sì. Ecco, sì. Quindi se come me siete degli ignoranti, il succo è questo. Va bene, ci salutiamo, ci sentiamo domani per una puntata speciale Pinti e Panza dalle 3 alle 17 per quanto mi riguarda, ma tutto il nostro palinsesto è imperdibile. Ciao! Qui fera mon bonheur, moi je veux crever la main sur le cœur.